aperto, noi apriamo i lavori. Ben ritrovati. Innanzitutto un caro saluto e ringraziamenti ai nostri illustri ospiti collegati da remoto. Abbiamo il piacere di avere con noi il vicepresidente nazionale Eros Andronaco, il direttore generale nazionale Mario Cardoni, e saluti anche al presidente dell'Unione Veneto Maurizio Toso e al presidente delle territoriali nostre vicine di casa, il Daniele D'Amelia da Friuli Venezia Giulia, Monica Bertoldi per Verona e Mario Perigliano per Venezia. E permettetemi un saluto particolare anche a Barbara Donadon, che è una nostra iscritta componente del CDA di Premindai e come tale ce la dobbiamo tenere buona, visto che maneggia i nostri soldi, è meglio che ce la teniamo buona e che sia in salute. Voglio salutare anche in particolare Aldo Costantin, vicepresidente dell'Unione Veneto, e Alfredo Maschio, che è qui con noi come consigliere veneto, ma antico e storico frequentatore della nostra organizzazione, un pilastro della nostra organizzazione. Saluto anche Chiara D'Avanzo, referente per i giovani manager, e che sicuramente all'interno di quel gruppo è persona molto attiva. Un saluto particolare anche ovviamente al nostro consigliere nazionale Alessandro Manera, che per impegni personali non è potuto essere qui in presenza, ma ci sta seguendo da remoto. Passerei quindi la parola al nostro vicepresidente nazionale Andronaco per un suo saluto. Grazie. Riusciamo ad avere Eros? Pronto? Eccoci. Ok. Buonasera a tutti. Ciao Eros, grazie. Grazie Presidente per l'invito di essere qui oggi con voi a condividere questo momento importante della vostra vita associativa. Questa volta lo facciamo diversamente dalle altre volte in una modalità mai vissuta prima. Ed è chiaramente un'esperienza che comunque va da vivere, bisogna viverla intensamente e non certo subirla. Il messaggio che desidero trasmettervi, oltre ad essere un messaggio di saluto e di vicinanza al territorio, vuole essere in questo momento particolare di rischio per la nostra salute, un messaggio di ottimismo nel futuro, che ci vedrà senz'altro protagonisti di un cambiamento radicale che stiamo già vivendo da parecchi mesi. E come manager dobbiamo saper coglierne gli aspetti positivi e farli nostri, farli diventare parte dei nostri skill. La federazione in questo difficile periodo si sta muovendo per far sentire in modo puntuale la sua voce verso le istituzioni, la politica, le parti sociali, su ogni questione che possa riguardare la categoria in tutte le sue componenti. Alle colleghe e ai colleghi in servizio che stanno vivendo un momento critico per l'operatività e la stessa esistenza delle loro aziende, il messaggio è che la federazione si sta muovendo per proteggere la categoria da un trend occupazionale che potrebbe danneggiarla e anche per rilanciare il ruolo importante delle competenze manageriali per la gestione di questa fase di cambiamento, di ripartenza e comunque di ogni situazione di criticità delle imprese. E sapendo che il mondo del lavoro ha bisogno di nuovi modelli organizzativi, di nuove figure professionali che sappiano interagire costantemente con tecnologia e innovazione. Alle colleghe e ai colleghi in pensione
a cui in questo momento è difficile dare delle risposte certe. Il messaggio è di rassicurazione e di una continua attenzione da parte della Federazione alle questioni che riguardano possibili provvedimenti normativi sulle pensioni, che potrebbero ancora una volta andare a colpire i manager pensionati. Ricordo che alla fine di questo mese la Corte Costituzionale si riunirà per trattare il ricorso fatto dal TAR di Trieste. Sul fronte delle relazioni industriali sottolineo l'ottimo rapporto con la nuova governance di Confindustria e l'attenzione rivolta alla questione delle politiche attive. Di fronte alla situazione occupazionale della dirigenza e alle informazioni che stiamo ricevendo sui tagli retributivi, dimensionamenti, politiche riorganizzative, è una questione molto importante e siamo convinti che senza politiche attive del lavoro e di adeguati piani formativi sarà difficile poter gestire la crisi occupazionale che potrebbe verificarsi quando il blocco dei licenziamenti cesserà e i costi cresceranno derivanti dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il dialogo con il governo e tutte le forze politiche non si è mai arrestato per discutere e fronteggiare l'impatto occupazionale che colpirà tutta la forza lavoro, dirigenza compresi. Arriveranno dall'Europa centinaia di miliardi a condizioni di tasso molto agevolato, vantaggioso, e questi soldi a nostro avviso devono essere utilizzati bene, spesi per rilanciare i consumi, per risollevare le nostre imprese, far ripartire l'economia e tramutare l'attuale situazione in un'occasione di rilancio strategico del Paese Italia. Occorre anche realizzare, ritengo, le riforme che sono utili e che tutto il Paese si aspetta già da tempo. C'è un'altra questione che riguarda il nostro sistema. Dobbiamo essere consapevoli che il cambiamento in atto nel Paese riguarda anche la nostra organizzazione, che deve essere più che mai adeguata ai tempi in cui viviamo, dove i cambiamenti continui impongono una capacità di adeguamento da parte della categoria. Dovremo cambiare senza aver paura di farlo. Abbiamo costituito il gruppo di lavoro che si occuperà della modifica delle regole del nostro stare assieme. Ecco, dovremo scegliere cosa portare avanti e impegnarci a perseguire questi obiettivi. Al riguardo il contributo di Federmanager Treviso e Belluno, che non è mai mancato alla federazione in passato, sarà senz'altro determinante. Ho letto la relazione del Presidente, sono rimasto veramente positivamente impressionato e mostra come la Federmanager Treviso Belluno sia presente e attiva sul territorio. E mostra anche che in questo ultimo anno e specialmente in questi ultimi mesi è sul pezzo non solo intervenendo su questioni di interesse locale e nazionale, ma anche comunicando agli associati in modo puntuale e chiaro le iniziative e le azioni portate avanti dalla federazione a beneficio di tutte le componenti della categoria. E quindi offre in questo modo una dimostrazione e testimonianza che il lavoro di squadra e il lavoro di sistema con la federazione è importante ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi. Quindi grazie Presidente Adriano, grazie ai Vicepresidente Alessandra e Paolo, grazie a Sonia il Tesoriere, e non bisogna dimenticare Ida, che è un importante punto di riferimento dell'associazione, e tutti coloro che attraverso Federmanager Treviso Belluno danno il loro contributo a vantaggio dei propri associati e quindi del sistema federale, e che con questo loro servizio hanno contribuito e continuano a contribuire al positivo andamento associativo di questo ultimo anno. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie Eros, grazie del tuo intervento, saluto, grazie dei complimenti che ovviamente
vanno a tutto il team e hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo a Ida, che è un riferimento per tutti noi fondamentale in questa situazione. Bene, passo quindi la parola al nostro direttore generale Mario Cardoni per un suo saluto e il suo intervento. Grazie Mario. Ecco, mi sono sbloccato. Grazie, un saluto caro, affettuoso anche da parte mia a tutti voi, al Presidente e a tutti gli amici che ho visto collegati. Permettetemi un saluto particolare a Adriano Cappellari, che vedo nei vari riquadri lì, perché insomma, diciamo che mi ricorda un po' i miei primi passi e quindi lo ricordo sempre con tanto affetto. Che dire, stiamo passando un momento veramente difficile, complicato. Pensavamo che insomma il peggio fosse alle nostre spalle, e probabilmente lo è, almeno lo speriamo tutti, però insomma le notizie di questi giorni insomma non sono così rassicuranti da questo punto di vista. Quindi noi siamo un po' preoccupati che questo possa continuare a incidere non solo sulla salute delle persone, che è la nostra, e penso di tutti, prima preoccupazione, ma anche su quelli che sono gli effetti poi sull'economia, quindi sul lavoro e anche quindi conseguentemente anche sui nostri manager. Siamo in un momento veramente di svolta. Abbiamo diciamo un'opportunità davvero unica di cambiare questo paese. Noi lo stiamo dicendo da tanti anni, non ci riusciamo. Qui diciamo ci sono delle condizioni che sono abbastanza irripetibili, come quello di poter avere insomma delle risorse importanti a disposizione, quello di avere almeno per un certo periodo meno i rigidi vincoli di Bruxelles, e quindi diciamo che c'è tutta la possibilità di riprogettare questo paese. Questo è un paese che va riprogettato. Saremo in grado di farlo? Certo, qualche preoccupazione l'abbiamo se ci guardiamo indietro. Perché? Perché anche delle buone idee, anche dei buoni propositi poi alla fine hanno fallito, soprattutto nella fase di realizzazione. Ed è per questo che, a partire dal nostro Presidente, che naturalmente ha un'interlocuzione costante con le istituzioni ad altissimo livello, noi stiamo dicendo in ogni sede e luogo, stavamo a Palazzo Chigi anche l'altro ieri, in un incontro con il capo di gabinetto del sottosegretario Fraccaro, per dire quanto è importante la presenza di persone che abbiano le capacità di gestire le situazioni complesse. Diciamo che questo governo qualche piccola, diciamo, sensibilità in questa direzione ce l'ha, tant'è che diciamo, ha chiamato Colau a fare un progetto. Il problema qual è stato? Che poi quel disegno che è stato composto alla fine è stato messo in un cassetto, e quindi alla fine comunque continuano a prevalere quelle che sono le visioni e gli interessi più legati al consenso, quindi alla politica. Ecco, questa è la cosa che ci preoccupa molto, perché come ha detto bene l'ex governatore della BCE Draghi, oggi noi, siccome tutte queste operazioni che facciamo le facciamo a debito, ce lo dobbiamo ricordare, perché tutto quello che tutti questi soldi che si stanno gestendo sono tutte diciamo risorse che poi peseranno sul nostro debito pubblico, e quindi la scelta è quella tra produrre un buono o un cattivo debito. Che significa questo tradotto? Significa nella sostanza scegliere tra spendere, come siamo stati sempre bravi a fare, e investire, o investire. Questa è la scelta vera. Significa pensare al quotidiano, quindi a dare un contentino a tutti, ma sapendo che siamo già su una discesa, diciamo così, inarrestabile, oppure guardare avanti, guardare al futuro, guardare i nostri giovani e cercare di dare a questo paese un progetto che guardi nel futuro. L'altro ieri sera noi abbiamo premiato i nostri 10 migliori
giovani manager, devo dire è stato un evento molto vuol dire, non commovente, cioè è stato veramente un incontro in cui certe sensibilità riemergono quando tu vedi dei giovani capaci, bravi, che operano nell'interesse delle aziende in cui stanno, ma anche nell'interesse, diciamo, del paese, e quanto hanno apprezzato il fatto di stare insieme nel nostro mondo, nel mondo di Federmanager. È molto importante dare questi segnali nel momento in cui oggi siamo un po' tutti quasi costretti a stare diciamo, separati, no? Le mascherine, il distanziamento, la necessità di evitare affollamenti. La vostra è una delle più belle assemblee che si fanno in Italia. Quest'anno noi siete costretti in qualche modo a utilizzare questo strumento che chiaramente, voglio dire, per carità è efficienti, ma non c'è dubbio che abbassa un po' il livello anche degli obiettivi che uno si pone nel fare anche questo tipo di eventi, che non sono legati soltanto alla meri adempimenti, diciamo così, statutari, ma anche quello di dare dei messaggi importanti ai nostri associati, al mondo che è intorno a noi. Però insomma, con questa situazione ci dovremo ancora combattere, speriamo solo per alcuni mesi, e davvero ci auguriamo che possiamo presto tornare alla normalità. Come Federmanager noi, come diceva anche il vicepresidente prima, cioè noi stiamo cercando di comunicare molto, di presidiare, di fare pressione sulle questioni che, ripeto, stiamo vivendo un momento epocale, quindi con tutta la forza che abbiamo diciamo le cose che diciamo nell'interesse non solo della categoria ma nell'interesse del paese, e ci stiamo preparati, ci stiamo preparando ad affrontare un autunno che sarà più caldo, quindi un autunno in cui probabilmente insomma le situazioni diciamo che sono di ordinaria amministrazione che noi gestiamo, risoluzioni, assistenza in materia previdenziale. Abbiamo cominciato, diciamo, anche con insomma, progetti interessanti, il tema delle politiche attive, che sono parole vuote se poi uno non le riempie di contenuti. Invece attraverso Federmanager sono stati sostenuti molti progetti anche sul territorio che hanno cercato e sono riusciti a mettere insieme professionalità di manager con esigenze di imprese, piccole imprese che magari sono anche culturalmente un po' distanti da questo mondo nostro, e che invece sempre di più si dovrà avvicinare se vuole in qualche modo essere vivo e competere in un mondo che sta procedendo a velocità molto alta. Quindi queste sono le sfide che abbiamo di fronte e che dovremo, insieme alla formazione, una formazione importante, una formazione nuova, perché anche la figura del manager è una figura che si sta rinnovando. Viaggiamo ormai parallelamente sui binari della digitalizzazione da una parte e dello sviluppo sostenibile dall'altro, ma su questo bisogna creare una nuova figura di leadership, una nuova concezione di leadership, di un manager capace di gestire un'azienda digitalizzata, che quindi ha un'organizzazione profondamente diversa da quella tradizionale che noi oggi stiamo solo in parte sperimentando, perché costretti a utilizzare lo smart working con i nostri dipendenti, ma in realtà non abbiamo fatto altro che sperimentare oggi il lavoro da casa, che non è lo smart working. Significa cambiare profondamente la cultura non solo dei manager ma anche delle persone che collaborano con noi, significa dargli più responsabilità, puntare al risultato più che al controllo della presenza e di quello che si fa. Quindi un cambiamento epocale su cui anche noi manager dobbiamo cambiare, dobbiamo essere bravi ad affrontare questo cambiamento in modo proattivo e soprattutto in modo positivo. E attraverso questo cercare di dare una scossa al nostro modello produttivo, troppo ancora focalizzato su piccole e piccolissime imprese, che invece noi abbiamo bisogno magari di meno imprese, ma di imprese più dimensionate, che sappiano quindi avere all'interno un sistema di governance e di competenze in grado di affrontare queste complessità che un po' per la tecnologia, adesso ora anche per la pandemia, un po' perché dobbiamo pensare anche all'ambiente e al clima, stanno un po'
diciamo, cambiando profondamente i nostri comportamenti da cittadini, da consumatori, e quindi inevitabilmente anche le esigenze che le imprese devono affrontare. Da ultimo, lo diceva prima il vicepresidente, il 21 ottobre ci sarà questa udienza della Corte Costituzionale. Ricordo che è la quarta volta che Federmanager insieme alla CIDA riesce ad arrivare a questo livello, quindi vuol dire che le obiezioni, le eccezioni che vengono sollevate vengono, diciamo, apprezzate dai giudici di merito. Poi sappiamo perfettamente che la giustizia costituzionale ormai non ragiona più solo in termini di legittimi diritti, ma guarda anche a quelle che sono le esigenze del bilancio pubblico, e purtroppo in questi ultimi anni questo è avvenuto. Il 21 ottobre certamente sarà un giorno che non si pone in un momento molto positivo, però devo dire che, essendo la quarta volta che ci andiamo, diciamo che le nostre istanze hanno anche qualche elemento di robustezza in più da sostenere, sia sul tema della perequazione sia sul tema del taglio delle pensioni. Quindi vedremo, non voglio diciamo spargere ottimismo, eccessivo ottimismo, però insomma dobbiamo guardare avanti fiduciosi. Noi quello che possiamo dire è che per i nostri colleghi in pensione associati noi abbiamo una costante attenzione e cerchiamo di fare il massimo di quello che si può fare in un contesto come quello che stiamo vivendo. Quindi abbiamo molte sfide di fronte e sono certo che con la coesione, l'impegno di tutti, la capacità che il nostro sistema associativo esprime continuamente, di cui è ricco di capacità e competenze, riusciremo ad affrontare anche questo momento difficile con successo. Quindi chiudo davvero con un affettuoso ringraziamento e saluto a tutti voi, un abbraccio a tutta la struttura, a partire da Ida, con cui insomma spesso mi sento, una struttura che davvero per voi è un fiore all'occhiello e anche per noi come sistema Federmanager. E spero veramente che magari la prossima volta di poter partecipare alla vostra assemblea, che torna ad essere fatta nelle modalità tradizionali, con una bellissima location, un tema normalmente sempre di forte attualità e di interesse, e tante persone che ci seguono nei lavori. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Grazie Mario, grazie delle care parole, del riconoscimento che la nostra è fra le assemblee più belle del territorio nazionale, quindi grazie di questo splendido riconoscimento. Noi devo dire che avevamo in mente di farne una con un titolo, poi ne faccio cenno, con un titolo decisamente che ci sembrava molto stimolante, ma poi ne parlerò. Purtroppo quest'anno questa è la scelta che abbiamo fatto, una scelta molto dolorosa, devo dire, perché fra avere un parterre e un ambiente come quello che abbiamo avuto l'anno scorso, con interventi sicuramente di grande interesse, di grande stimolo, e essere costretti in questo numero ristretto, ma ripeto, è stata una scelta che ha per forza dovuto privilegiare la salute e la sicurezza di tutti noi, il rispetto delle regole, il rispetto del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo noi stessi nelle nostre aziende. Io credo che siamo tutti i giorni in prima linea a fare questo, ed è giusto che continuiamo a farlo tutti i giorni, anche quando siamo seduti attorno a questo tavolo. Scusami Presidente, mi sono dimenticato di salutare Barbara, una donna che con me adesso ha iniziato un'avventura in Previndai, e volevo solo un momento salutarla. Grazie, ciao. 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 Buon lavoro e fate i bravi, vi vorrei dire. Ciao a tutti. Grazie mille, ciao, grazie Mario. Bene, veniamo alla mia parte. Beh, innanzitutto vorrei dire che sarò breve, ma vorrei dirvi che sarò breve, ma non sarà proprio così. Anche se le pagine sono tante, ma perché ho stampato in grande, quindi cercherò di non annoiarvi troppo.
Dunque, prima di tutto, prima di entrare nei dettagli delle iniziative e delle attività che abbiamo fatto, io credo che ancora debba un doveroso ringraziamento ai miei due vicepresidenti, Alessandro Dupré e a Paolo Maschio, che ci sono sempre e sono sempre stati assolutamente disponibili, e a tutto il Consiglio per il tempo prezioso e la disponibilità che dimostra, e a tutti coloro che hanno partecipato attivamente per la nostra associazione, facendosi promotori di enti e di movimenti di relazione. La vita associativa si basa sulle relazioni fra i propri associati e nonostante questo sia stato un anno molto difficile, quello che è venuto a mancare purtroppo è stato proprio l'aspetto delle relazioni. Ma ho visto comunque da parte di tutti un enorme sforzo per continuare, dove come possibile, a proseguire lungo la strada dell'aggregazione e dell'attività di servizio agli associati, che pur con modalità differenti e da quello che era l'abituale e consueto, è continuato assolutamente senza intoppi. Un grazie a Ida e alle nostre Angela, Carlotta e Luana, che non hanno mai smesso di rendersi disponibili a supportare tutte le richieste che sono arrivate alla nostra sede. E a proposito di modalità diverse, ovviamente questa assemblea per la prima volta dovrà fare a meno della partecipazione fisica e del solito convegno che, come dicevo prima, era un convegno a tema che dedichiamo con passione e grande sforzo organizzativo a tutti. Il tema del convegno di quest'anno, che originariamente avrebbe dovuto tenersi proprio lo scorso 18 aprile, che Ida aveva scelto la data giusta perché era la data del mio compleanno, aveva detto quel giorno lì facciamo l'assemblea, ho detto va bene, fermo anche questa. Avrebbe voluto affrontare con il solito parterre prestigioso di personalità e di esperti il mondo della managerialità femminile, con un titolo che a me è piaciuto molto e che ho subito colto ed apprezzato: a pari merito. Il concetto del pari merito, come facciamo a mettere l'imprenditorialità e la managerialità femminile a pari merito con quella maschile, come creiamo le condizioni. Su questo secondo me è un tema su cui spero, mi auguro, possiamo ancora lavorare per magari organizzare l'assemblea dell'anno prossimo in presenza. Da sottolineare che questo è un tema che anche sul nostro territorio ha assolutamente bisogno di essere, come dire, sollecitato e come dire, stimolato, perché abbiamo una presenza di managerialità femminile che è meno dell'11% rispetto al totale della popolazione dei manager nel nostro territorio, e siamo assolutamente al di sotto anche della media nazionale, che è attorno al 17-18%. Quindi dobbiamo fare un grande lavoro come manager e in qualità di rappresentanti dei dirigenti su questo fronte. Assolutamente sì. A causa della pandemia il 2020 è stato un anno ovviamente anomalo e questo ha avuto un enorme impatto su tutta la categoria. L'attenzione dei Federal Manager comunque è sempre stata massima per la salvaguardia delle aziende e dei posti di lavoro dei dirigenti, perché è bene ricordare che i manager sono coloro che in azienda prendono le decisioni, se ne assumono le responsabilità e i rischi. Non è una categoria che sappiamo bene quali sono le responsabilità e i rischi che ci assumiamo quando prendiamo le decisioni in azienda. E prendere decisioni in questo contesto particolarmente complesso e complicato sicuramente non è facile. Per questo i manager vanno supportati, aiutati e sostenuti in modo propositivo e concreto, ed è questo il compito che deve avere Federal Manager. Veniamo ai dati di chi è Federal Manager a Treviso Belluno oggi. Beh, il Federal Manager di Treviso oggi è questa: ha 1200 associati, quindi un numero assolutamente ragguardevole. È la prima associazione del Triveneto e la nona associazione a livello nazionale, quindi ci meritiamo un bravi
per il lavoro che siamo capaci di fare e che lo staff e tutto il gruppo è capace di fare sul territorio. Il trend degli ultimi anni mostra in modo evidente come la crescita degli associati sia stata costante, frutto ovviamente di un lavoro continuo, e nell'ultimo biennio si è addirittura accelerata, con un più 10% dal 2018 ad oggi. Risultati ottenuti grazie al lavoro fatto negli anni da persone capaci e competenti sia sul territorio che nelle aziende. Noi facciamo molto lavoro nelle aziende perché riteniamo che questo sia il lavoro giusto da fare per ottenere quei risultati che stiamo ottenendo. Dal 2007 ad oggi siamo cresciuti in modo costante anche come dirigenti in servizio, la cui prevalenza rispetto a quelli in pensione si è via via accentuata nell'ultimo decennio, segno della vitalità della nostra situazione e segno della garanzia del futuro della nostra associazione. È fondamentale continuare a lavorare su questo fronte. Non perché le persone in coscienza e i pensionati non siano importanti, anzi, tutt'altro, sono una colonna portante, fondamentale, ma noi dobbiamo capire che il futuro dell'associazione è fatta da quelli che sono i dirigenti in servizio. Come dicevo prima, resta ancora da colmare invece la disparità di genere all'interno della nostra associazione, visto che appena l'8% delle donne sono donne. Quindi questo è un grande lavoro ancora da fare. Quindi dobbiamo dirci che siamo bravi, siamo capaci di avere dei numeri decisamente importanti dal punto di vista degli associati, dobbiamo riuscire a lavorare sulle donne e dobbiamo riuscire a lavorare sui giovani, perché anche in questo caso abbiamo un elemento di criticità. Solo il 4% dei nostri associati è un giovane manager. E ancora una volta, se ci proiettiamo al futuro, come è giusto che sia, come è giusto che ogni manager faccia, deve pensare per chi viene dopo di noi, dobbiamo riuscire ad avere un maggior contatto e condivisione e coinvolgimento dei giovani. Devo anche dire che comunque sono giovani che si stanno, come dire, molto mettendo in mostra, mettendo in luce. L'anno scorso abbiamo avuto 2 dei finalisti del premio Giovane Manager che erano 2 nostri associati. Quindi qualcuno potrebbe dire pochi ma buoni, e io dico che come manager i buoni va bene, i pochi meno, su questo dobbiamo ancora darci da fare e lavorare, riuscire a trovare il canale di comunicazione probabilmente giusto anche con persone che probabilmente hanno necessità diverse e capiscono linguaggi che sono diversi, quindi abbiamo bisogno di trovare il modo di arrivare a loro e comunicare in maniera concreta. Devo dire che da questo punto di vista i giovani che abbiamo oggi sono molto attivi, quindi ci aspettiamo di avere dei bei risultati. E adesso vediamo le attività del 2019. Vado su quelle, incominciamo con quelle tipicamente sindacali. Nel 2019 ci sono stati 68 verbali, tra cui 55 verbali di conciliazione. Trascuro i dettagli per saltare invece è stato un anno normale, l'anno prima più o meno i dati erano allineati a questi. L'attività del 2020 invece evidenzia un dato completamente diverso. Noi abbiamo, in termini di numero di verbali, un numero molto più elevato. Per fortuna i verbali di conciliazione sono rimasti sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti, considerando che il 2020 è un dato ancora parziale. Abbiamo invece avuto ben 170 verbali di riduzione di RAL. Un paio di commenti su questo dato. Il primo è che pur in un momento difficile dovuto prima al lockdown e poi al mantenimento delle distanze, il nostro ufficio è riuscito comunque a dare sempre il massimo sostegno agli associati.
ed essere presente in tutti quei 211, in quelle 211 occasioni puntuali di incontro e di discussione. La seconda è che durante quest'anno difficile siamo stati a fianco dei dirigenti che hanno di contro anche capito il periodo critico e si sono resi disponibili a revisioni temporanee e a revisioni temporanee delle retribuzioni o alla messa a disposizione delle ferie, mettendole a disposizione dei loro colleghi o dell'azienda, perché hanno capito qual era il momento difficile e critico che le stesse aziende stavano vivendo. E questo dimostra ancora una volta come i manager siano attenti e sensibili al futuro delle aziende in cui operano. Sono perfettamente coscienti che loro hanno il ruolo che hanno se esistono le aziende. Per cui mi fa piacere sentire che anche la relazione che c'è fra Federmanager e la nuova governance della parte industriale sia buona, perché non lavoriamo contro. Abbiamo bisogno di lavorare con, e su questo io sono un assoluto fautore. Veniamo invece all'attività relativa all'organizzazione di eventi e di incontri. Io quando penso al 2019 mi pare guardo quelle immagini, mi pare di guardare a un'altra era, no? Pare di parlare di secoli fa. Perché vedere le attività sportive fatte così, corsi di formazione, i convegni, le cene, pare veramente di parlare di un'altra epoca. E invece era solo 6 mesi fa. Era solo 6 mesi fa. L'attività relativa all'organizzazione degli eventi e degli incontri di quest'anno sia per forza di cose notevolmente ridotta, se non addirittura azzerata, anche se poco prima del lockdown siamo riusciti a organizzare il convegno dedicato al rapporto di lavoro dirigenziale, in cui abbiamo presentato i risultati del progetto Manager in Rete sostenuto da Assindustria Veneto Centro e in partenariato con Federmanager Treviso Belluno, finanziato da Federmanager, e che ha visto come risultato splendido l'inserimento di 6 manager altamente specializzati presso aziende del Triveneto. Nel 2019 abbiamo invece mantenuto una costante attenzione sulle attività sociali con l'organizzazione di diversi eventi tra formazione, convegni, incontri istituzionali e del sempre importante e dei sempre più importanti momenti conviviali. I momenti di relazione passano anche attraverso questi momenti. E tra questi partiamo dall'assemblea, che sicuramente è stata un'assemblea che ha lasciato il segno, l'assemblea annuale dell'anno scorso con Paola Crobè, dedicata ai valori dei manager e i valori che i manager devono sapere interpretare, il convegno sul nuovo contratto di lavoro, il Pathway to Action, che è stato realizzato da Vises e finanziato da Federmanager, associazione che è costituita da Federmanager e Confindustria, dedicata alle politiche a favore dell'inserimento di figure manageriali all'interno delle aziende. Treviso, tra l'altro, è stata scelta come hub per il nord-est di questo progetto, che ha avuto come obiettivo quello di reinserire nel mondo del lavoro manageriale manager donne inoccupate fra i 40 e i 60 anni e di sostenerle nella creazione di nuove start-up. A chiusura della presentazione dei dati vorrei solo lanciare un appello alla compattezza, mai così importante come in questo delicato momento storico, dei dirigenti e dei manager, secondo quelli che sono da sempre i nostri valori principali: etica, responsabilità e fiducia. Valori che Federmanager sostiene con il suo impegno costante sulla formazione, con attività ad hoc rivolte ai propri associati, come la certificazione delle competenze di Federmanager tramite B-Manager, e competenze che sono proprio allineate a quello che sta accadendo in questo momento, legate all'innovazione, con grande attenzione verso i cambiamenti in atto nel sistema economico e nel mondo del lavoro, e ultimo, ma non meno importante, il grande tema della sostenibilità.
che anzi sono sicuro che negli anni diventerà determinante, diventerà un motore della nostra economia. Non è certo un caso che questi 3 temi siano presenti anche nel famoso Recovery Fund di cui si sente parlare. E su questo speriamo che i manager siano chiamati a dare il loro concreto contributo, come ci diceva Mario prima. La domanda non è banale, i prossimi mesi cosa ci aspetta? Premesso che ovviamente nessuno ha doti di preveggenza tali da prevedere in una situazione talmente nuova e anomala come quella che stiamo vivendo, come si evolveranno le cose dal punto di vista sanitario, emergenza Covid, eccetera. Però come manager abbiamo il dovere di pianificare e programmare quello che potrebbero essere le strategie da attuare. Secondo una recente indagine condotta da Federal Manager su un campione di oltre 10.000 manager dell'industria dei servizi, realizzata dall'Osservatorio for Manager nel mese di aprile, la crisi in corso inciderà significativamente sul mercato nei prossimi 12 mesi, tra il calo del fatturato, stretta occupazionale e politiche retributive restrittive, sia a livello di mercati esteri, con un 60% di calo del fatturato, e il 60% degli intervistati prevede un calo del fatturato, sia sul mercato interno, con un impatto negativo sull'occupazione e la retribuzione pari al 18%. Alla luce di questo cambiamento, cambieranno significativamente anche i paradigmi di base che porteranno i manager, anzi già li stanno portando, ad adottare per forza nuovi modelli di business. E a testimonianza di questo la crisi in corso inciderà significativamente sul mercato e a dover rinforzare le competenze personali, sia soft che hard, per gestire al meglio la crisi e le problematiche che ne deriveranno. Serviranno dunque competenze e abilità che dovranno essere trasversali e che vanno oltre l'ambito tecnico, come la capacità di lavorare in team, l'orientamento al risultato, lo sviluppo delle risorse. Dico, i manager devono essere tutor delle risorse che hanno a disposizione, il commitment, la motivazione delle persone. Infine, i tempi caratterizzati da un'elevata turbolenza, dove dobbiamo essere capaci di interpretarli e di sviluppare anche le qualità che sono fondamentali per riuscire a gestire queste turbolenze. La capacità di leadership, la comunicazione, la capacità di azione, la capacità di fare, la capacità di l'execution in inglese. Noi siamo capaci di fare tante belle teorie, ma poi quando si tratta di mettere in pratica, come diceva Cardone prima, qualche volta ci inceppiamo, quindi la capacità veramente di mettere a terra tutto quello che abbiamo e che sappiamo fare. E questo fatto in questi contesti caotici diventa davvero una grande sfida per tutti noi. Ma i momenti di crisi sono anche i migliori per poter formulare nuove visioni basate su insegnamenti del passato, sì, ma soprattutto sulle opportunità che ci riserva il futuro. Pensare in questo momento che il passato faccia parte della storia è giusto, il passato ci ha insegnato e ci insegna, ma dobbiamo immaginare che il futuro non sarà mai più come prima. Quindi dobbiamo assolutamente toglierci dalla testa il fatto che le cose possano ritornare a essere quelle come eravamo prima. Come eravamo prima non saremo mai più. E per questo un cenno va fatto assolutamente a quello che dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro è stato l'impatto più forte dovuto dall'emergenza Covid, e quindi l'introduzione dello smart working. Poi noi in Italia lo chiamiamo smart working, non c'è niente di smart e molto di working, secondo me. È un modo diverso di lavorare, solo noi in Italia che chiamiamo smart working, tra l'altro, è una terminologia che per gli inglesi non esiste, ma ormai ci siamo abituati a sentirlo chiamare così.
prima dell'emergenza Covid il nostro paese era tra gli ultimi posti, dagli ultimi paesi nell'ambito europeo in termini di applicazione e utilizzo di questa modalità di lavoro. Quest'anno, per forza di cose, la situazione è drasticamente cambiata. L'80% dei manager ha utilizzato e fatto utilizzare dai suoi team in maniera parziale o continuativa questa modalità di lavoro. E come manager dobbiamo avere la capacità di gestire questa nuova organizzazione. Siamo stati travolti dallo smart working e quindi ci siamo dovuti inventare, ma abbiamo anche scoperto ed imparato un sacco di cose. Abbiamo scoperto che magari le nostre persone sono molto meglio di quelle che immaginavamo fossero, anche se non le presidiamo da casa o non le vediamo sedute sulla scrivania. E una maggiore diffusione dello smart working può anche determinare vantaggi diffusi per il sistema delle imprese, per l'ambiente e per i lavoratori, perché permette l'attrazione di talenti. Non c'è dubbio che poter attrarre talenti che possano però rimanere a vivere nel contesto dove sono, ma essere proattivi e produttivi nel nostro contesto è sicuramente un grande vantaggio. La riduzione dei costi legati al dimensionamento del costo degli uffici, per esempio, la riduzione del traffico, la riduzione dell'impatto dell'inquinamento. Quindi questa nuova modalità ha dei vantaggi che però devono essere gestiti, e gestire il lavoro, questa nuova modalità di lavoro è più complicato e è molto più impegnativo. E quindi lo sviluppo crescente che sicuramente avrà nei prossimi anni lo smart working, che renderà il lavoro dei manager sempre più complesso e sistemico, perché prevederà di connettere e gestire le persone che lavorano da remoto. Non ci deve far dimenticare però l'importanza delle relazioni personali. Le relazioni umane sono e restano un motore determinante dello sviluppo delle competenze e delle capacità delle persone. Se noi siamo riconosciuti come il paese dei creativi, noi siamo creativi perché abbiamo la capacità di avere relazioni, e dalle relazioni nascono idee, dalle idee nascono progetti, dai progetti nascono cose, siamo capaci di fare tutto questo, ma per questo dobbiamo avere una altissima, grandissima attenzione al fatto che la relazione, per noi latini, per come siamo noi, per l'identità che abbiamo, la relazione è fondamentale. Io dico, ho i miei colleghi negli Stati Uniti che stanno lavorando da casa dal mese di aprile, non si sono mai più visti e continuano a lavorare in questo modo. Io lo trovo una roba veramente difficile, io probabilmente non sarei proprio capace di essere così. Per loro invece sì, si lamentano un po', ma tutto sommato si lamentano perché magari il figlio li disturba mentre stanno facendo la call o la conference. Dico, a noi invece manca un pezzo di vita, a noi mancherebbe un pezzo di vita. E proprio su questo tema e a dimostrazione di questo abbiamo avuto modo di organizzare un incontro proprio in questa sede un paio di settimane fa con gli HR delle più importanti aziende del territorio. È stato un momento di confronto e di dibattito importante su queste dinamiche e per capire prima l'importanza fondamentale che in questo contesto ha avuto la funzione dell'HR nelle aziende, che è stata una funzione che è diventata assolutamente centrale perché ricopriva il ruolo di consulente, consultore, cerniera di comunicazione fra l'azienda e i dipendenti, ed ha avuto veramente, e in più dovendosi muovere in un contesto in cui tutto cambiava dalla sera al mattino. Quindi in questo è stato veramente una funzione fulcro per l'evoluzione e per la tenuta delle nostre aziende.
E a proposito di questo, io a questo punto passerei proprio la parola a chi ha fortemente voluto questo incontro, che è stata la vicepresidente Alessandra Dupé, e che magari su questo ci racconta e ci dà anche qualche altro ulteriore spunto. Grazie Alessandra. Grazie Presidente, mi unisco anch'io ai saluti, rinnovo i saluti alle persone presenti e anche ai colleghi che in questo momento ci stanno ascoltando, colleghi virtuali chiamiamoli in questo momento. Per quanto riguarda l'incontro HR, sì, è stato un incontro voluto e che ha avuto anche, devo dire, molto, molto successo, perché hanno tutti quanti aderito volentieri a queste 2 ore, perché c'era proprio necessità di confrontarsi su una tematica che ci ha costretto, questa tematica del Covid, dell'emergenza, che ci ha costretto veramente a rivedere tutte le politiche anche di organizzazione del lavoro all'interno delle aziende. Parlo anch'io in prima persona perché anch'io sono un direttore del personale, quindi ho avuto modo di vivere intensamente questo periodo, prima, sì, durante l'emergenza, adesso che siamo in semi-emergenza, ma ci stiamo anche preparando ad affrontare i prossimi mesi che sicuramente saranno intensi. La politica, sicuramente uno dei temi che è emerso durante l'incontro, come accennava anche il Presidente, è legato all'utilizzo dello smart working e a come è stato sia utilizzato durante il periodo di emergenza, ma anche come strumento, come modalità di lavoro che potrà essere anche utilizzata in futuro in modalità più permanente all'interno delle aziende, che comporterà quindi sia da un punto di vista anche contrattuale ma anche di organizzazione del lavoro nuove modalità di gestione. E poi altre problematiche che sono emerse erano più legate ovviamente anche a tutte le azioni di comportamento, di soluzione, di gestione del personale che ovviamente noi HR ci siamo ritrovati a dover risolvere, e quindi sia fare sia i direttori del personale sia dover fare i consulenti, a volte anche i medici, scusate la parola, ma veramente le richieste che arrivano dai dipendenti sono di tutti i tipi, e quindi abbiamo dovuto ricoprire più ruoli. Un altro punto, ovviamente, che quindi su questo ci siamo anche poi posti l'obiettivo di riorganizzare altri incontri in modo tale da poter poi approfondire le tematiche su cui è necessario magari entrare un po' più nel dettaglio, come appunto ad esempio lo smart working, anche invitando delle figure che sono un po' più specializzate nella materia. E quindi è stato un incontro, devo dire, molto molto positivo per tutti. E poi avevamo anche voglia di rivederci, anche di avere una relazione finalmente anche umana, sociale, normale, perché finalmente ci siamo riuniti dentro una stanza con le dovute accortezze. Con tutte le dovute cautele e accortezze. Però è stata una cosa molto, molto positiva. E poi un altro elemento su cui io mi permetto di fare proprio un brevissimo intervento è su un numero che di numeri ne abbiamo visti diversi, no? E molti di questi numeri penso sono stati anche già commentati in altre occasioni, l'8% delle donne, il numero sicuramente di dirigenti under 43 molto inferiore, quindi un aumento sicuramente dell'anzianità dall'altra parte. Il numero che io anche da HR devo comunque evidenziare sono le 170 riduzioni di RAL. Questo è un numero che ovviamente è molto importante da evidenziare, perché
significa che il 22% dei dirigenti ha subito temporaneamente o comunque a volte anche in modalità permanente una riduzione della retribuzione. E le riduzioni di RAL sono sempre legate fondamentalmente a un contenimento dei costi, no? Che l'azienda deve avere. Allora io dico, se ci sarà, e mi auguro insomma una ripresa, è chiaro che queste riduzioni di RAL saranno temporanee, ma se non ci sarà la ripresa ci troveremo di fronte a una gestione di esuberi, e quindi diventa importante pensare anche al dopo e pensare quindi anche a quelle che dovranno essere poi le politiche e i progetti che l'associazione dovrà porre in essere, su cui dovremo tutti un po' lavorare. Molti progetti ci sono già, però altre cose dovranno essere poste in essere proprio per supportare anche cioè una serie, appunto, un numero più elevato di persone che si troveranno disoccupate. E sappiamo che poi ricollocare un dirigente non è così semplice, no? Perché ritrovare poi una posizione in un'altra azienda non è così facile. E quindi volevo appunto sottolineare questo aspetto, visto che sono una dirigente in servizio, è giusto che io evidenzi questo aspetto. Questo poi si collega anche alla necessità sicuramente di approfondire anche tutti quelli che sono gli aspetti contrattuali del contratto di dirigenti, perché evidenzia il fatto che in un momento di emergenza la prima categoria che è stata comunque colpita è stata quella dei dirigenti, e quindi è necessario sicuramente anche porre delle tutele contrattuali o rivedere delle tutele contrattuali all'interno del contratto dirigenti. Anche noi con Assindustria Veneto abbiamo iniziato una serie di collaborazioni anche proprio su queste tematiche. Una di queste abbiamo organizzato anche proprio degli eventi, anche il dottor Cardone ha partecipato a uno di questi eventi fatti proprio all'inizio dell'anno, e proprio per affrontare queste tematiche legate appunto alla parte più contrattualistica del contratto dirigenti. E quindi si sta un po', diciamo, chiaramente anche formando, io dico, una classe un po' più povera, perché anche le retribuzioni dei dirigenti si stanno modificando. Anche su questo, secondo me, è importante tener conto, perché le retribuzioni che c'erano un po' di anni fa, o che hanno avuto la fortuna i nostri colleghi che oggi sono in pensione di aver percepito, io dico che oggi i giovani dirigenti o i dirigenti, insomma, un po' in generale, hanno dovuto anche rivedere la loro retribuzione. E quindi è importante che anche questo aspetto sia evidenziato e che si costruiscano anche con gli enti che sono attorno anche all'associazione, anche dei pacchetti che siano un po' più, o dei servizi con dei costi più accessibili, e anche forse anche un po' più mirati a queste nuove esigenze, a questa nuova anche normalità, perché è una nuova normalità, io dico quella che stiamo vivendo. Quindi il mio invito è sicuramente quello di collaborare, fare molto un gioco di squadra, sia a livello territoriale, sia a livello regionale, sia a livello nazionale. Poi io, visto che lavoro anche in un'azienda che opera nel mondo dello sport, a volte chiudo citando un'espressione che uso spesso, e dico che sicuramente il talento fa vincere la partita, ma è il gioco di squadra che ci fa vincere il campionato. Quindi mi auguro che la collaborazione possa aiutare tutti a costruire un futuro per tutti i manager molto più importante e soddisfacente. Grazie. Grazie Alessandra, grazie.
ottimo intervento, sicuramente ha centrato temi specifici che ci riguardano tutti da vicino. Bene, io chiudo la mia parte con questo pensiero, che è un pensiero, anzi no, io passo la parola a qualcuno che ci racconta un po' di numeri, ancora più numeri, quindi facciamo la parte proprio strettamente istituzionale dell'approvazione dei bilanci, prima di darvi poi il saluto finale. Quindi lascio la parola ringraziando ovviamente il nostro tesoriere Sonia, che pazientemente spulcia tutte le nostre carte e mette in fila tutti i nostri numeretti, e con santa dedizione e in forma assolutamente gratuita e di puro volontariato ci assolve a questo compito. Grazie Sonia. Grazie. Buonasera a tutti i presenti e quelli che mi stanno seguendo. Come di consueto, la lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, da cui si evidenzia un risultato positivo di esercizio pari a euro 1.840,72. Cominciamo assieme ad analizzare lo stato patrimoniale, dove troviamo le immobilizzazioni nel primo capitolo per un totale di 21.623,51. Nel corso dell'esercizio questa voce non ha subito variazioni e il fondo di ammortamento si è incrementato per lo stanziamento dell'anno per 122,17, portando il valore netto a zero delle immobilizzazioni. Quindi abbiamo ammortizzato con l'esercizio 2019 tutti i beni segnati a bilancio. L'attivo circolante. Nel capitolo dei crediti, la voce comprende crediti verso altri per un importo di 18.905,53. Abbiamo un credito verso Hyundai per l'attività e servizi che abbiamo svolto nei confronti degli associati per un importo di 8.955,20, debitamente regolato nei primi mesi dell'anno 2020. L'acconto dell'IRAP versato pari a 3.149, crediti verso associati per 811,33, si riferiscono a delle quote dell'anno 2019 che sono state riscosse nel 2020. Credito verso UNICEF per progetti per 5.000 euro, debitamente incassati già a gennaio 2020, e vari crediti per 990 euro. Le attività finanziarie e l'immobilizzazione sono rimasti invariati per il valore di 210.000 euro e sono così suddivisi per 2 certificati di deposito e 2 obbligazioni presso il centro Marca Banca. Le disponibilità liquide ammontano a 34.891,21. Abbiamo un incremento rispetto all'anno 2018 di 8.088,49. Abbiamo pertanto una disponibilità finanziaria per un totale di 244.891,21. Per passività iniziamo con il patrimonio netto, che comprende il risultato di gestione dell'esercizio in corso per 1.840,72 e il risultato gestionale degli esercizi precedenti per euro 63.726,30. Il fondo accantonato potenziamento, assistenza e servizi agli associati è rimasto invariato per l'importo di 100.000 euro. Non c'è stata nessuna variazione. Il trattamento di fine rapporto ammonta a 64.978,07 ed è costituito dagli accantonamenti con debita rivalutazione del TFR delle 3 dipendenti. I debiti ammontano complessivamente a un totale di 36.435,44 e possiamo analizzare a debiti verso fornitori
per 1.211,30 che comprendono fornitori per 501,62 fornitori con fatture da ricevere ma di competenza dell'esercizio 2019 e per euro 709,68 fatture già ricevute e saldate nel corrente esercizio. Debiti tributari ammontano a 6.558,93 e sono costituite di euro 3.358,93 per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni del personale e sulla 13ª, versate nel gennaio 2020, e per IRAP per 3.200. Debiti verso istituti previdenziali risultano di 5.320,85, comprendono gli oneri previdenziali delle retribuzioni di dicembre e della 13ª, i contributi del quarto trimestre del 2019 da versare al Fondo Previdenza Integrativa. Altri debiti, per un importo totale di 23.344,36, viene così distinto: debiti verso il personale per le retribuzioni del mese di dicembre e per ferie non godute e relativi contributi. Le quote associative 2020 versate dai soci nell'esercizio 2019 ma di competenza dell'anno successivo per euro 14.790 e vari debiti ordinari per 2.487,93. Passiamo ora al rendiconto economico, dove abbiamo la prima voce come proventi e ricavi. Si sono registrati complessivamente 250.682,89, con un incremento rispetto all'esercizio 2018 di euro 7.897,97. Da soci e non associati risultano 211.869,44, l'incremento 3,69% per effetto di nuove iscrizioni. Altri proventi e ricavi risultano per un importo di euro 38.813,45 e sono costituiti dai ricavi per le conciliazioni, i ricavi per le prestazioni varie e i contributi per le attività svolte dalla nostra associazione. Proventi finanziari per l'importo di euro 2.241,76 si riferiscono agli interessi maturati sugli investimenti finanziari sul conto corrente ordinario. Passiamo ora alla voce degli oneri. Gli oneri ammontano complessivamente a euro 186.963,72 e sono rappresentati dai seguenti gruppi di spesa. Gli acquisti ordinari di gestione per euro 1.291,03 sono costituiti da acquisti di cancelleria, abbonamenti giornali e altre spese di gestione ordinaria. I servizi ammontano a euro 45.622,81 e vengono suddivisi come segue. Le utenze energetiche per 5.073,72, servizi di pulizia e varie per 2.817,67, le spese postali e altri servizi per euro 475,40, spese telefoniche per euro 2.573,32. Consulenze per le paghe fiscali e informatiche per 4.417,21. Le spese per le pubblicazioni della rivista Nord-Est 7.060,48. Spese per attività sociali, culturali e formazioni per 8.088,09. Spese per assemblee, convegni, incontri per 7.699,20. Spese per assistenza e servizio agli associati 4.413,52.
assicurazioni per 1.038,28, manutenzione e riparazioni per 1.965,92, totale complessivo per 45.622,81. Qui abbiamo un incremento rispetto all'esercizio 2018 di 7.861,46. Seguiamo poi con gli oneri. Godimento di beni verso terzi sono pari a euro 14.739,09 e sono così ripartiti: per l'affitto della sede 8.800 euro, locazione attrezzature 2.767,09 che è inerente al contratto di noleggio della fotocopiatrice e della rete, affitto della sala per eventi per 3.172. L'affitto sala eventi si intende la sala dell'assemblea, naturalmente. Il personale, il costo del personale ammonta complessivamente a 119.697,18. Gli ammortamenti ammontano a 122,17. Oneri diversi di gestione si sommano a 5.491,44 e sono così distinti: per imposte e tasse euro 4.804,22, le sopravvenienze passive 136,33, erogazioni liberali 550, un arrotondamento passivo di bilancio per 0,89. I contributi associativi a Federmanager nazionale ammontano complessivamente a 64.120,21. Abbiamo i contributi UVDAI non sono stati applicati, quindi l'incremento che c'è stato è naturalmente in relazione all'acquisizione di nuovi associati, 33 unità. Il bilancio preventivo per l'anno 2020 è stato elaborato stimando i conti di gestione sulla base del consuntivo 2019 ed è stato così, lo possiamo così riassumere. Come numero di associati al 31 dicembre 2019 sono 1184. Questo per nuove iscrizioni più 33, che hanno compensato le uscite per dimissioni e morosità. Il valore effettivo delle quote, quindi la valorizzazione è stata effettuata al 1 gennaio 2020 in base al numero degli associati in quel momento. Ci sia stato un aumento degli incassi per un'attività di consulenza e c'è invece un minore introito per quanto riguarda i contributi straordinari e le sponsorizzazioni. Con questo io avrei terminato e a disposizione presso gli uffici c'è tutta la documentazione e per eventuale vostro approfondimento io sono disponibile, naturalmente con un appuntamento, a visionare assieme eventuali documenti e anche dare alcuni dettagli maggiori. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola al Presidente dei Revisori dei Conti, la signora Francesca Pizzinato. Grazie Sonia e a Francesca. Buonasera a tutti, egregi colleghi e colleghe. Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio relativo all'anno 2019 che chiude con un risultato gestionale positivo pari a euro 1.840,72. In sintesi, i valori di bilancio per il 2019 sono di seguito rilevanti. Stato patrimoniale attivo euro 267.095,39. Passivo patrimonio netto euro 265.254,67.
Avanzo di gestione euro 1840,72 dicevamo. Rendiconto economico, proventi e ricavi euro 252.924,65. Oneri 251.083,93. Avanzo di gestione 1.840,72 euro. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla nota integrativa ed è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dalle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti no profit, emesse dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus. Il Collegio dei Revisori, in carica nel corso dell'esercizio 2019, ha attivamente collaborato con il Consiglio direttivo, partecipando alle riunioni del direttivo stesso e verificando costantemente sia la tenuta della contabilità sociale, sia le registrazioni cronologiche dei fatti di gestione. Il Collegio ha effettuato il controllo sulla formazione del bilancio di esercizio, verificando con il tesoriere le registrazioni di rettifica e di integrazione nel rispetto della competenza temporale, compresa la redazione del bilancio consuntivo nella versione riclassificata. Sull'attività gestionale e sulle variazioni più significative registrate nel 2019 rispetto al 2018, riferisce ampiamente la nota integrativa che vi è stata appena illustrata. Il Collegio pertanto si limita ad indicare le seguenti variazioni nei valori complessivi di gestione 2019 rispetto all'anno precedente. Proventi e ricavi, più 3,3%, da 244.831 a 252.924 euro. Oneri, più 3,1%, da 243.568 a 251.083. Il Collegio infine evidenzia che i documenti contabili sottoposti al controllo del Collegio sono stati redatti con diligenza e regolarità, nel rispetto delle norme civilistiche sul bilancio e adeguate alla natura e alle caratteristiche dell'associazione. Sono stati controllati tutti i valori esposti in ciascuna voce dello stato patrimoniale e del rendiconto economico, trovando corrispondenza con le risultanze delle rilevazioni contabili e con i documenti giustificativi. Ritiene adeguato lo stanziamento della quota annuale di ammortamento su mobili, arredi e macchine da ufficio in dotazione. Il fondo trattamento di fine rapporto del personale, che integra quanto versato al fondo previdenziale integrativo, copre gli oneri maturati al 31/12/2019. È pure risultata corretta la rilevazione delle competenze e relativi contributi verso le 3 dipendenti per ferie non godute. Il Collegio in carica nel corso dell'esercizio 2019 ha partecipato alle riunioni del Consiglio direttivo ed ha seguito la gestione amministrativa, come su riferito, con le prescritte verifiche trimestrali alla contabilità sociale, con il controllo delle consistenze di cassa, dei conti correnti bancari e postale e del conto deposito titoli, come attestato dal libro verbale dei revisori e dai verbali dei consigli direttivi. Per quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di approvazione del bilancio. Grazie dell'attenzione. Grazie Francesca. Te restituisco se vuoi passare al Presidente. No, direi che va bene così. Perché con questo direi che abbiamo concluso la parte formale e istituzionale anche di questa nostra strana, devo dire, assemblea. Come detto da Sonia, qualsiasi ulteriore approfondimento o chiarimento sulla parte del bilancio è a disposizione in sede, ovviamente considerando le modalità di accesso alla sede in questo momento previo appuntamento o previo invio di email agli indirizzi della territoriale, in modo che magari via mail si possano dare risposte a eventuali dubbi o domande specifiche. A questo punto io voglio solo
ringraziare ancora tutti quelli che hanno avuto la pazienza di esserci qui in presenza e quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci, ringraziando davvero di cuore tutti quelli che hanno contribuito a fare e a far sì che Fede Manager Treviso Belluno sia quella che è oggi. E voglio riprendere il messaggio di Stefano Cuzzilla che dice: ci appartiene, e davvero ci appartiene, l'idea di un paese che coltiva una prospettiva di futuro. Per questo siamo all'opera costantemente, ci impegniamo noi nelle agende e anche dopo, quando raggiungiamo il pensionamento, continuiamo a restituire esperienze e contributi per crescere. Credo che il valore dei manager per il nostro paese sia sempre un po' sottovalutato, ma sta a noi, come dire, far sì che la nostra categoria, in termini molto lato, abbia i riconoscimenti che si merita. Grazie ancora a tutti e speriamo di fare la prossima assemblea in un contesto diverso e in condizioni diverse. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie. Per l'approvazione non so se ci sono segnali, la diamo per approvato, salvo che qualcuno via chat non indichi la contrarietà all'approvazione. Quindi chiedo alla regia che se qualcuno non è d'accordo per approvare o vuole astenersi, se cortesemente invia un messaggio chat, così viene registrato, altrimenti diamo per approvato il bilancio. Silenzio assenso. Bene. Aspettiamo il canonico minuto della scrittura dell'eventuale chat di non approvazione o di astensione. Dalla regia mi segnalano che non ci sono messaggi, quindi è approvato l'unanimità. Grazie ancora a tutti, grazie a tutti noi.